e Giorgio Tronca di Prima il Veneto. Ciao, buonasera a tutti, grazie dell'invito. Grazie anche a lei, Tronca. Allora, Giorgio Tronca, forse quello che potremmo fare di più, no? Perché noi parliamo tanto, poi concretamente io non sento personalmente di aver fatto molto per i giovani, al di là di quello che forse ho potuto fare per i miei figli, magari cercando di dare un buon esempio soprattutto, ma dovremmo incentivarli a trovare, diciamo, qualcosa che li appassioni, che possano un lavoro, appunto la musica, lo sport è fondamentale perché impari a rispettare gli altri, a conoscere i tuoi limiti, a cercare di migliorarti nei risultati, no? Mi permetta, direttore, io ho sentito varie ipotesi, lei ha perfettamente ragione. La cosa che però bisogna fare innanzitutto ai giovani, secondo me, è dargli dei riferimenti. Purtroppo nel mondo in cui viviamo non ci sono più riferimenti. Vogliamo parlare di giustizia, vogliamo parlare di sicurezza, vogliamo parlare di lavoro, vogliamo parlare di informazione, di istruzione. Non ci sono più punti di riferimento, è tutto quanto di chi è la colpa? La colpa viene data a loro ingiustamente, come tanti hanno sottolineato, e io condivido, la colpa non è mai solo da una parte, no. La colpa viene sempre un po' di tutti. Faccio il possibile, nel piccolo, tento di contribuire che formare qualcosa a livello politico per cercare di cambiare la situazione in questo paese che purtroppo sta andando veramente a rotoli, non c'è più appunto punti di riferimento. La gente è come che camminasse su un sentiero piccolissimo con l'acqua parte per parte, cioè mica più è riferimento, mica più niente che possa farle pensare al futuro. La colpa è di tutti gli altri, perché appena qualcuno tenta di fare qualcosa che va al di fuori di quello che ne è imposto a livello sociale, a livello globale, perché mi credo che sia proprio una roba a livello globale, chiunque si permette di fare qualcosa che va al di fuori di questo, diciamo la piagora nera, cioè quello che vuoi fare, e viene subito fermare, bloccare in qualsiasi modo. Vuol dire che non c'è più la possibilità di esprimere un proprio parere e di portare avanti certe idee che le può essere anche valide. Cioè siamo costretti tutti a inserirsi in questo, forse è meglio che parlo italiano, forse qualcuno non capisce bene. Sì, no, capiamo. Cioè, per me è indifferente, preferisco parlare la mia lingua, poi posso parlare anche qualche altra lingua. Vabbè. Va benissimo. Comunque preferisco parlare il veneto. Cosa? No, l'hai detto come sembrasse che l'italiano fosse straniero, no? Non ho detto che... io non lo considero la mia lingua. Sì, no, vabbè. Per me la mia lingua... Il dialetto lo capisce, quindi non è un dialetto, è una lingua. E questo vorrei un attimo sottolinearlo, perché il veneto è a tutti gli effetti una lingua, anche se non si riconosce, però è una lingua molto più antica dell'italiano, molto più antica. Senta, una volta in Veneto, non solo in Veneto, una volta i nonni, gli anziani erano rispettati, erano anche temuti, erano ascoltati. C'era la famiglia, direttore, c'era la famiglia che era una famiglia dove ognuno aveva la sua parte all'interno della famiglia e ognuno contribuiva a suo modo come cercare di risolvere i problemi e di far andare avanti la propria famiglia nel miglior modo possibile, con i sacrifici, non c'era mica internet, non c'era mica tante cose, però comunque io mi ricordo, per me, anche se divertirmi era solo andare in giro con la carriola sui campi, per dire, la carriola certo, come no, certo. La carriola che viene utilizzata di origini contadine e si faceva il giretto e si andava. Allora quello che voglio dire
non accusiamo i giovani che il problema è loro. Il problema loro non fanno altro che esporlo nel peggiore dei modi. Il problema è, come hanno detto tutti, come abbiamo detto tutti, è a livello sociale, è a livello anteriore al giovane, e purtroppo io non vedo mica bene il futuro, nel senso, non crediamo di essere arrivati al limite e dire adesso miglioreremo, no? Io la vedo molto brutta, direttore, perché queste persone che hanno già avuto il problema del Covid, che è stato un problema, che hanno avuto, che non trovano lavoro, o meglio, che devono... Queste persone qua cominciano ad avere dei figli. Questi figli di queste persone che riferimento avranno? Beh, anche la mancanza di prospettive. A che ora? A Mestre domani ci sarà prima il Veneto che farà un gazebo a Mestre in piazza Ferretto dalle 15 alle 19.